In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 12 maggio 2025. Forza Italia divisa, Falcone contesta Caruso. In Forza Italia si è riaperta la polemica interna. L'eurodeputato Marco Falcone ha contestato il segretario regionale Marcello Caruso a causa delle scelte divisive legate alle elezioni dei liberi consorzi e per il fatto che da 2 anni non convoca la segreteria regionale del partito. Le contestazioni nei confronti di Caruso sono quelle di aver penalizzato il centrodestra, violando il dovere della coerenza e della lealtà nei confronti degli alleati. Metà PD siciliano non partecipa al congresso regionale. Si accentua la crisi nel Partito Democratico siciliano. L'area Bonaccini e l'area Orfini hanno definitivamente deciso di non partecipare al congresso regionale e di non riconoscerne i risultati. L'opposizione al segretario regionale uscente chiede l'elenco dei votanti dell'ultima assemblea regionale nella quale fu fortissimo il sospetto di brogli. La domanda peraltro sorge spontanea: se non vi è nulla da nascondere, perché non pubblicare l'elenco? Il fratello di una vittima scrive a Mattarella e Meloni. Marco Pirozzo, fratello di Massimo, vittima della strage di Monreale, ha scritto a Mattarella e alla Meloni. Vi chiedo, ha detto, di intervenire con urgenza. Le leggi e le pene oggi in vigore non sono sufficienti a fronteggiare questa deriva. Lo Stato deve adeguarsi con risposte forti, decise e concrete. Mio fratello voleva solo godersi una serata serena con le persone che amava. Poteva essere chiunque, poteva essere vostro figlio. La società Stretto di Messina diventa stazione appaltante. Il governo nazionale approverà a breve il decreto infrastrutture, del quale girano già le bozze. Il decreto prevede che la società Stretto di Messina sarà iscritta tra le stazioni appaltanti nell'elenco dell'ANAC e di conseguenza gestirà procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori e servizi in relazione al costruendo ponte sullo Stretto. La decisione accelererà molto tutte le procedure e assicurerà il rispetto del cronoprogramma stabilito. Esposte le reliquie del beato giudice Livatino. Le spoglie del beato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia, esposte ieri a Canicattì davanti a una folla enorme. Il corpo dentro una teca trasparente con indosso la toga e il Vangelo tra le mani. La messa è stata celebrata all'aperto dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Sul volto è stata posta una maschera con i lineamenti in silicone. Le reliquie del beato saranno trasferite nella chiesa di Santa Chiara. Agrigento, dramma depressione, madre di 5 figli si dà fuoco. Una donna di 41 anni, madre di 5 figli, residente a Favara, ha deciso di suicidarsi dandosi fuoco e morendo carbonizzata all'interno di un distributore Lukoil fra Agrigento e Favara. Si era pensato ad un incidente, ma dalla visione delle telecamere il gesto appare volontario, tanto che la procura ha restituito alla famiglia il corpo della donna, che ha scelto una morte così orribile probabilmente a causa di una forte depressione. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.